Esseri umani mettono anima in vendita, almeno così è di norma, siedi e guarda. C'è da assistere con calma, potrei immaginarmi che vengano a cercarmi per leggere il mio karma, usarlo come arma per minacciarmi. Paranoie per noi, nate per noia, per spaventarmi. E poi la pioggia di vento, il fuoco e gli stenti, il gioco di giudizi, interventi, preferenze e privilegi costenti. Vite intere, sofferenti alla ricerca del migliore offerente. Il respiro sarà la mia armatura, resto indifferente, ma devo concentrarmi. Vedo demoni, angeli, leggere Vangeli, promettere che si va in cielo quando l'assenza di sole sulla terra porterà il gelo. Non permettere, altrimenti ti danno anatemi che stendono al suolo e provocano danni. Fonemi pesanti come atemi, la furia e desolazione, attimi in cui sei costretti a firmare contratti, atti con i quali illuminarmi come astri distratti da illusioni, catastrofi. Ascolto suoni, stabilisco tempi, uso contrasti per continuare a scrivere testi. Crisi d'astinenza crea astio, bisogna uscirne illesi, non rimane che rimettersi in cammino sull'asfalto. Non posso ancora accontentarmi, è troppo presto, lo spazio intorno troppo vasto, perché intanto mi tengono in tensione. Dietro volti sorridenti leggo l'intenzione, intimidirmi con l'intensità della loro azione. So come comportarmi, mantengo l'attenzione, nemici nei luoghi più impensati come mine vaganti. Devo controllarmi, confrontarmi, tengo alto il livello di stamina, forti gli stimoli e stabile la posizione. Siano angeli o diavoli, contro i nuovi mali del 2000, formidabile. Non rimane che rimare. Che mondo di merda. Cazzo, che mondo di merda. Che mondo di merda.